Anche l'Università di Cagliari in campo per promuovere l'inserimento dei monumenti nuragici nel patrimonio UNESCO. Maria Spigonato. La strada è ancora lunga e gli ostacoli non mancano, ma il progetto è coraggioso e ora in campo scende anche l'Università di Cagliari. L'obiettivo è quello di far entrare i monumenti della civiltà nuragica nel patrimonio UNESCO. Per questo è stato firmato un protocollo d'intesa tra l'associazione La Sardegna verso l'UNESCO e il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura dell'Università di Cagliari. Un accordo che si concretizzerà attraverso lo studio di alcune specificità architettoniche, di insediamento e infrastrutturali del patrimonio culturale nuragico dell'isola. Circa 6.000 manufatti, ha ricordato Michele Costa, presidente dell'associazione, disseminati in tutta l'isola dal valore inestimabile che raccontano la Sardegna e i sardi. Con le nostre competenze riteniamo di poter contribuire in modo significativo, ha commentato il direttore del Dipartimento Giorgio Massacci. L'istanza depositata dal comitato promotore ha già il sostegno di 200 consigli comunali, dell'Assemblea regionale e patrocinio della regione. Qualche giorno fa era stato siglato un accordo anche con il centro di ricerca regionale CRS4.